I frutti della terra, i prodotti della tradizione ma anche le nuove frontiere dell'agricoltura veneta che la nostra regione esporta in tutto il mondo in mostra all'Expo di Milano. Oltre 4.000 imprenditori agricoli veneti hanno invaso gli spazi espositivi per la giornata dell'agricoltura. Insieme a loro altri 30.000 colleghi provenienti da tutta Italia con l'obiettivo di far conoscere al mondo il settore dei primati per capacità di innovazione, creatività, salvaguardia delle tradizioni, rispetto ambientale e sicurezza alimentare, ma soprattutto per dire che l'agricoltura in Italia è più viva che mai. Per dire che noi ci siamo, che abbiamo voglia di stare in campagna, che abbiamo voglia di fare gli agricoltori e per questo il governo, la politica ci deve aiutare. All'Expo ad incontrare il mondo dell'agricoltura anche il Premier Renzi, al quale gli imprenditori hanno rivolto le loro richieste, già ribadite durante la 2 giorni di manifestazioni sul Brennero. Noi ci aspettiamo da lui delle notizie molto buone per noi, che sono notizie che vanno in una riduzione della pressione fiscale e soprattutto un mantenimento di una grande attenzione verso l'agricoltura, un'agricoltura che rischia di scomparire se pensiamo solo al lattiero caseario. Dal palco il Presidente del Consiglio Renzi ha sottolineato l'importanza di questo settore per l'economia del Paese. Non è il passato dell'Italia. Questo mondo è il futuro dell'Italia, abbiamo bisogno anche di voi per raccontarlo meglio, per far notare le tante cose belle che ci sono e la nostra forza a livello europeo e internazionale. Alla fine il Premier ha accolto le 3 principali richieste del mondo agricolo. L'abolizione dell'IMU agricola, l'abolizione dell'IMU nella prima casa che riguarda anche i cittadini consumatori che così possono spendere di più e l'abolizione dell'IRAP in agricoltura. Renzi ci ha detto che dal 1° gennaio 2016 scompariranno questi 3 grossi balzelli. È una grossa vittoria di Coldiretti.